Eder, Mech, Pallister. Io vorrei vedere la fine di questa maledetta storia prima di andarmene. Il pensiero è anche e soprattutto là. Ciao Eder, tranquillo, ci sentiamo quasi ogni giorno con Sergio, non c'è niente altro che siamo praticamente cognati per un pelo, che non lo siamo, ci trattiamo come tali, domani mattina andiamo, ti manderò la foto, a mettere una targhetta sulla panchina che è dove Lily è stata trovata, lì vicino, e ho fatto fare una targhetta, la panchina di Lily, ti mando la foto domani. A domani, ciao. Veramente non me ne può fregare di meno. Io spero che alla fine, anche se io non riuscirò a vivere fino a là, perché mi sa che la storia andrà avanti per coi tempi che abbiamo in Italia, giustizia eccetera, ma voglio sperare che venga fatto qualche processo per femminicidio prima o dopo, perché non può essere altrimenti, per me. Per me questo è un femminicidio, punto e basta. Perché lei con quello che si aspettava, l'ho detto, di vivere non si sarebbe suicidata, ma neanche con la pistola puntata alla tempia, ma veramente. Per cui l'ho detto subito e lo ripeterò fino alla morte. Lei non si è suicidata, motivo per cui questa bufala messa fuori dalla procura prima o dopo deve trovare giustizia. Se quella è giustizia è meglio scappare, andiamo in Groenlandia veramente. Perché se la giustizia italiana deve servire per suicidare tutti, anche quelli che obiettivamente è impossibile che lo abbiano fatto, dimmi come, e quando, soprattutto quando. Ci sentiamo, dai. Pronti, giusto, è proprio motivo per il quale ti avrei scritto, ti mandavo questo pezzo, non sapevo che l'hai trovato, perché anch'io ce l'ho, ed è tutto sacrosanto oro colato, come dicevi, e poi non solo, ma c'è anche il giornalista che tira in ballo il fatto che io nascondevo, posso essere tacciato per falsa testimonianza, non ho capito, è proprio un giornalista del Pifero a venire a dire, solo perché io ho detto dopo mesi che noi ci trovavamo anche in una soffitta e una cantina, non tante come tanti hanno detto, ci trovavamo in tutti i buchi, ed è durato alcuni mesi, più o meno da gennaio a giugno-luglio, dopo loro sono andati in ferie e dopo è cominciata un'altra vita per noi. Questa è la verità, tranquillamente. Motivo per cui allora io ho fatto una falsa testimonianza anche non nominando tutti i bar dove ci siamo incontrati saltuariamente e per 40 anni. Va a finire che sono 40 anni di false testimonianze, ma provo ad andare a fanculo, Dio buono. Va bene, dai, grazie Eder, ci sentiamo di nuovo. Ciao Eder, buondì. Ringrazio l'amica Tamara, ho visto e sentito soprattutto il suo messaggio. Secondo me è molto vicina alla verità vera. Il tassista c'è, non è sloveno ma italiano, triestino, ed è per questo è meglio non parlarne neanche con questo mezzo, ne parliamo a voce quando vuoi, nel senso che io dovrò tornare a Monza perché ho perso un canino superiore, devo tornare da quel famoso dentista prima o poi, a stretto giro di settimane diciamo, mentre se volete fare un viaggio assieme a Tamara a Trieste il prossimo weekend, cioè l'ultimo del mese, il giorno 29 a Trieste, io le sto facendo da 20 anni praticamente o poco meno, e le hanno smesse per il periodo Covid, hanno riprese l'altro anno, cercale, la trovi in internet, Olimpiadi delle Clanfe, al Bagno Ausonia di Trieste, una goliardia, ma sono dei tuffi veri, bellissimo. Trovi quello dell'altro anno che penso che sarà bellissimo anche da vedere. C'era un gruppo di ragazzi venuti da Padova che hanno inscenato il funerale del Covid. Guarda, è una cosa
di uno spasso tremendo, veramente. E si sono buttati tutti in acqua, bara compresa, con dentro il virus, che era un ragazzino vestito da tale, guarda, merita. Sabato prossimo 29 e io la faccio come tutti gli anni e stavolta richiederò sulla maglietta Verità per Lilli scritto in inglese. Ci sentiamo, ci vediamo, dai, anche per parlare di quello là, perché la storia temo, ne ho già pensato, io l'ho già ricamata in qualche maniera, per questo non voglio parlarne, perché non voglio neanche lontanamente che possa andarci di mezzo la mia famiglia, io ho figli e fratello, nipoti eccetera, e non voglio implicarli e temo veramente che l'affare sia molto molto più grosso di quello che si pensa e purtroppo molto più sporco. Ne riparliamo, guarda, meglio non farlo neanche con questo mezzo. Ciao, salutissimi, vedi, se mettete in cantiere, comunque ci risentiamo prima, se mettete in cantiere il weekend 29-30 di luglio da passare a Trieste, vi divertite. Di nuovo, ciao. It's only a shame. Think of killing yourself.
Oggi non c'era Fulvio Copalero e non c'era Sebastiano. Sì, io penso che abbia fatto bene a non venire, anche perché non credo che sarebbe stato accolto bene, anzi le voci delle persone che erano là proprio volevano, dicevano spero che non si presenti. Ecco, tutto qua. Sebastiano ha puntato il dito, come anch'io appunto il dito, perché non si sa ancora bene cosa è successo e speriamo adesso che con queste ultime perizie entro il 9 marzo che dopo appunto si arrivi a un traguardo. Se avessi incontrato Sebastiano, saresti stato contento? Ma io penso che sarei andato via perché è meglio che non lo incontravo. Non è bene, non è, di Claudio invece è una brava persona. Claudio l'ho conosciuto nel tempo, negli anni, è stato a parte uno sportivo che ha lasciato il segno a Trieste ma anche in Italia. Lui ha anche segnato dei record mondiali, ha concluso delle imprese che tuttora nessuno riesce ad eguagliare. È stato sempre un amico anche che ho passato dei bei tempi con lui cercando la verità su cosa fosse successo alla mia povera sorella. Il pensiero è anche e soprattutto là. L'avere questo berretto in testa corrisponde ad avere un elmetto da combattente, da soldato. Io combatterò fino in fondo perché voglio la verità prima di morire. Ho detto semplicemente che deve fare un'operazione alla Wind, deve passare alla Wind in via Battisti, per cui tarderò una mezz'oretta. Io gli avevo detto non è escluso che tu non possa diventare fra breve la terza signora Sterpin. Non una persona sola, perfino due o perfino tre, da sole non avrebbero potuto mettere in piedi una scena simile. È una cosa che ho già detto e lo ridirò in punto di morte. Mi tengo duro per conoscere la verità. Prima è stata picchiata e poi soffocata con qualsiasi cosa. Io ho detto che potrebbe essere o un cuscino. La verità, punto. La verità, che è una. Sì, devo dire che questa morte improvvisa, poi fra l'altro di Claudio, dopo la grande scassata prima di Liliana, di nuovo ho avuto una bella botta, perché abbiamo perso una persona che ha combattuto tanto per la verità. E cosa devo dire? Che l'unica cosa che posso dire è che sicuramente abbiamo perso un uomo con tutte le lettere maiuscole, e non è poco. Un uomo che io non conoscevo assolutamente, ho imparato a conoscere, sono diventata amica, oggi che ci ha lasciato, devo dire la verità, è morto per me un parente a cui ci tenevo. Tante Poteva essere persone. solo un conoscente, invece no.
Abbiamo perso una grande persona in tutti i sensi perché Claudio era un maratoneta, Claudio era un padre di famiglia e ha avuto sempre vicino la famiglia, che non è poco, che lo ha sostenuto. Claudio era un commendatore della Repubblica. Claudio era un autista che poi è diventato anche... Io quando l'ho conosciuto un paio di giorni dopo, dico la verità, dico da dove spunta questo signore, e quindi pian piano, comunque con i suoi racconti e il suo modo di parlare, quel suo modo onesto, dico la verità, proprio onesto e schietto, che poi in queste situazioni avevamo praticamente due persone generose, schiette e sincere, che abbiamo avuto la Laura Grassi, che l'ho conosciuta poco ma le ho voluto bene immediatamente. C'erano un rischio. Abbiamo visto purtroppo, no, che è stato anche mal visto per alcuni racconti che sembravano tragiche robe da chissà cosa, e poi sono spuntate le conferme anche negli stessi messaggi. Quindi Claudio, devo dire la verità, dai suoi racconti proprio fino alla fine li abbiamo tutti riscontrati. I segreti in questa vicenda sicuramente non li porta Claudio e la procura lo dice. Claudio è stato monitorato come tante altre persone prima che ci fosse poi l'indagato nel 2025, è stato intercettato, sono stati passati a setaccio i suoi movimenti col GPS. La procura comunque nel 2025 indaga Sebastiano Visentin, quindi evidentemente i segreti ce l'ha Sebastiano Visentin. Addirittura Claudio nel contraddittorio, ed è l'unico dei testimoni, è stato sentito anche dagli avvocati di Sebastiano Visentin e non è uscito fuori nessun segreto, né quantomeno è stata intorpidita la sua dichiarazione. Quindi sono illazioni che vengono restituite al mittente e sono gli atti, la procura e l'incidente probatorio a dirlo in modo invincibile. Sterpin è credibile per i fatti che racconta, non per le sue ipotesi. Non ci interessano le ipotesi di Sterpin. I fatti che ha raccontato sono stati riscontrati. Quando lui dice al buio, Liliana voleva venire a vivere con me, quando poi viene fuori la consulenza informatica, viene fuori che Liliana cercava come divorziare. Questo è un riscontro magico. Questo è perdonatemi, siccome io cerco di fare l'avvocato da oltre 20 anni, io vi dico che questo in un'aula di processo è un riscontro che forse in questo salotto non può convincere nessuno, ma secondo me i giudici li convince, ha convinto dei PM. La storia tra Claudio e Lilli è consacrata ed è scritta nella pietra. Questo credo che sia un dato oggettivo. Allora, quello che dice Carmelo, che Sebastiano non ha ucciso, noi non lo sappiamo se ha ucciso, ma se il racconto di Claudio Sterpin è torbido, figuriamoci le oscillazioni, le mezze verità, le retromarce, le contraddizioni e tutto il resto che c'è stato, perché Claudio Sterpin, intercettato per mesi come Claudio Sterpin, sul Cordino ci sono delle dichiarazioni scolpite che sono molto più potenti. C'è tanto materiale sul Cordino. Me ne dica uno così anche a casa. C'è un'intercettazione dove lui dice di aver trovato il Cordino e la persona dice no, guarda che il Cordino non c'era, quindi io penso che altro che DNA o compatibilità o merceologia sul Cordino, questo sul Cordino. Poi sugli elementi indiziari
è evidente e si stanno giocando tante partite in Italia su quello, bisogna mettere insieme i pezzi. Quello che non illumina da solo poi può addirittura abbagliare. Heard some news about a Pegaso TV. Maybe the third reserve, maybe the PCE. People that who they wear, maybe tips, total tips. I guess the bank's power that control the world. We are looking everywhere. What is a moving who's so down? Money that earn up the right way. Money that should give back again. FBI and police want to put you in now jail. They try to change the world, to try to save the world. And we should check out, 'cause some people own bands. And we should check out how they could get there. We are looking everywhere. What is a room and who's so down? Money that earn up the right way. Money that should give back again. The evil took the way to steal us again and make appear no way. It was our mistake. They knew well the job. The other were the facts. It's called to all the others. They're never going out jail. We are looking everywhere. What is a woman who's so down? Money that earn up the right way. Money that should give back again. And they are sure never go away again. And they are sure never go away again. And they are sure never go away again. And they are sure never go never, 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 never more. Sai das sombras, vem devagar. Traz o teu passo pra me encontrar. Na rua fria, luz de neon. Meu coração bate fora do tom. Teu perfume corta o ar, como um segredo no mar. Eu te procuro sem querer e me perco pra te ver. Sai das trevas,
gelo e sal. Na tua voz ritual. Canta baixo, sem pressa não, que a madrugada abre a mão. Tua risada é trovão, em câmera lenta no chão. Eu te encosto sem falar, pra não quebrar o lugar. Sai das trevas, fica aqui, faz do silêncio um lugar pra mim. Sai das trevas, diz que sim, deixa a noite cair no fim. Se eu te chamo não responde, mas teu olhar me esconde no intervalo da canção. Eu te sinto na estação, e se o mundo despertar, deixa ele passar. Eu fico, eu sei, eu fico onde tu estás. Sai das trevas, fica aqui, faz do silêncio um lugar pra mim. Sai das trevas, diz que sim, deixa a noite cair no fim. Sai das trevas, fica aqui, faz do silêncio um lugar pra mim. Sai das trevas, diz que sim, deixa a noite cair no fim. Sono scettico perché siamo a 4 anni e mezzo e ancora siamo in corso c'è in pieno un'indagine con degli accertamenti tecnici che sono partiti, alcuni l'8 di luglio, alcuni addirittura, quelli sul telefono di Sebastiano, sono partiti il 29 aprile 2025 e oggi noi ancora non abbiamo i risultati di quel telefono. Sono molto scettico in un sistema che prevede addirittura 3 gradi di giudizio ed ultimamente non stanno neanche bastando, 6-7 anni per avere un processo definitivo con tutta una serie di perizie e controperizie. Sinceramente, se non si tiene conto delle condizioni delle persone coinvolte in questa vicenda e si continua con questo passo da lumaca, io sono convinto che purtroppo anche per decadimento cognitivo di tutti questi soggetti che sono pensionati ed erano pensionati già nel 2021, io non credo che si possa arrivare a dare a Lilli e questo non è corretto e non è rispettoso per i familiari e per la povera Lilli. Claudio, per la verità, mi dette una lettera che io non aprì perché mi ha detto se mi succede qualche cosa la consegni. E lui me l'ha data, io la misi là. Dopo un po' gli investigatori probabilmente hanno saputo, lui stesso li ha informati e io ho consegnato la lettera come richiesto e appunto da come ho visto, perché logicamente era rimasta sigillata, e lui aveva i suoi pensieri. Quello che io appunto sono d'accordo veramente con l'avvocato Gentile è che se la procura non comprende in qualche modo, pur facendo tutto quello che c'è da fare, e io proprio ringrazio perché dal 2025 abbiamo un indagato che dopo tutte queste ricerche solo uno è rimasto, cioè non ci sono stati altri indagati. Anche Claudio alla fine è stato girato come un calzino, siamo stati girati tutti come calzini. Io quante volte sono stata chiamata anche in questura
però alla fine abbiamo un indagato per omicidio volontario con aggravante familiare e quindi che anche lui poi ormai l'unica cosa che tutto quello che dice a me personalmente non interessa più quello che dice lui in televisione, un giorno bianco, un giorno nero, lui ormai ha solo un interlocutore, la procura. Anzi, dirò di più, se lui, come giustamente si proclama innocente, e sarà così probabilmente, o non sarà, non starà a me a giudicare e non mi permetto di farlo, però quello che io non comprendo è che lui giustamente quasi ogni puntata dice sempre io ancora oggi non so la verità su mia moglie. Quindi nel momento in cui ho preso o mi è arrivato questo avviso di garanzia, io sarei corsa in tribunale dal PM Iozzi e avrei detto sono qua, chiariamo, perché dobbiamo assolutamente trovare chi è stato ad far del uccidere male mia a mia moglie. Invece Allora, questo lui non l'ha fatto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, riposando per 3 giorni nel sepolcro, hai santificato le tombe di tutti coloro che credono in te, così da renderle per noi segno di speranza nella resurrezione. Concedi al nostro fratello Claudio, che deponiamo in questo sepolcro, di riposare in pace fino al giorno in cui tu, che sei la resurrezione e la vita, lo farai risorgere e lo colmerai di splendore, perché alla luce del tuo volto possa contemplare in cielo la luce eterna, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona a lui, o Signore, risplenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo dona a lui, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Prego. Claudio, volevo chiedere i fiori privati del momento o se non lo fai caso? Sono sopra. Vai tu.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.